Stadio Comunale Italia 90, ben ritrovati amici della Wii Sport con il campionato di eccellenza per il girone B, pronti a raccontarvi di Terme Vigliatore contro Ionica. Da una parte la formazione padrone di casa, adesso affidata a Mister Nardi dopo le dimissioni in settimana di Mister Cambria. È pesato tantissimo il 3-1 contro il Milazzo dopo un girone di ritorno sicuramente deludente. 26 punti in classifica fino a questo momento per il Terme Vigliatore, affronta i Santa Teresini della Ionica, quota 18 punti dopo il pareggio per 0-0 contro il Palazzolo all'esordio stagionale al Mario Rodurco di Ledoianni. Mister Moschella si schiera col 4-3, Garzia tra i pali, la linea difensiva con Loria, Erasimenko, Savoca e Manuli. A centrocampo ci vanno Smiroldo con Ferraro e Martinez, assente infatti per squalifica Francesco Gardia. In avanti la Foggia supportato da Alessio Savoca e Gazzè ai suoi lati. Terna arbitrale tutta messinese con Andrea De Francesco al fischietto, Marco Ghillè e Marco Gugliandolo suoi assistenti. Parte forte la formazione di Mister Nardi con Bartucci in verticale verso Grinò, forse con la mano lo stende così Garzia, non arriva alcun fischio arbitrale. Grazie al nostro rallenti vediamo come Grinò si sia portato il pallone con il braccio in avanti e poi l'estremo difensore della Ionica l'abbia steso in area di rigore. Si resta sullo 0-0, Erasimenko allontana il pallone ma poco dopo sarà proprio Grinò che dovrà uscire dal terreno di gioco. Non ce la fa infatti la punta di Mister Nardi, al suo posto entra in campo Maisano. L'impatto è a dir poco splendido perché c'è il lancio in avanti di Davide Leo per Bartuccio che cerca sul secondo palo, Maisano che col colpo di testa porta in avanti il Terme Vigliatore al minuto 16. L'abbiamo detto, pesca d'oro dalla propria panchina Mister Nardi perché Maisano la sblocca dopo essere entrato in campo da appena 40 secondi. 1-0 per il Terme Vigliatore. Si sveglia allora anche la Ionica al 18esimo, Martinez batte veloce un calcio di punizione, c'è Manuli che scatta il diretto avversario, Manuli li mette dentro, alza in maniera incredibile la Forza, non arriva bene sul pallone il numero 9. C'era stata anche segnalazione da parte dell'assistente Marco Gugliandolo di fuorigioco. Calabrese scarica qui per Bartuccio, semina il panico sull'out destro, salta Manuli, mette dentro, allontana in calcio d'angolo la difesa della Ionica con il numero 5 Savoca. Dal corner successivo Bartuccio dentro, ci prova incredibilmente Benanti che da un passo mette il pallone sopra la traversa. Terme Vigliatore pericolosissimo al 21esimo, dall'altra parte però Gazzè riesce a recuperare il pallone, ancora Gazzè va a superare Triglio in velocità, anche Danna, ancora Gazzè entra in area di rigore, va col diagonale destro, la parata da parte dell'estremo difensore Barca. È una Ionica che però è viva qui con Manuli che va a sterzare, pallone in avanti dove c'è la Foggia, gran scarico per l'ingresso in area di rigore da parte di Smiroldo, non riesce ad arrivare sul pallone il centrocampista. Qui abbiamo visto le proteste della Ionica, però sembra corretta la decisione da parte di De Francesco in questo caso. Perde però il pallone Manuli, si invola Calabrese verso l'area di rigore, ancora Calabrese entra in area, viene steso così da Manuli, chiederebbero il calcio di rigore quelli del Terme Vigliatore. Si disinteressa a dire il vero del pallone Manuli, ma secondo il direttore di gara non c'è nulla, anzi va a reperbuire con l'ammonizione il giocatore del Terme Vigliatore. Non le manda certo a dire a De Francesco attenzione perché la Ionica ha un'altra occasione sul finale di primo tempo con Savoca che anticipa l'uscita di Barca, Puzzone allontana ancora sui piedi di Savoca, stoppa l'arciere, ancora Savoca prova a mettere dentro, allontana la difesa del Terme Vigliatore addirittura in chiusura. Qui Danna, si chiude così la prima frazione, è 1-0 per il Terme Vigliatore al Comunale Italia 90. Vince la formazione di Mister Nardi grazie al gol del subentrato Maisano al 16esimo del primo tempo. Un'ottima Ionica però fino a questo momento che ha sprecato più di un'occasione. Siamo al film del secondo tempo che si apre con un calcio di punizione proprio per la Ionica. Qui lo scarico da parte di Loria per Martinez, la conclusione della lunghissima distanza finisce alta sopra la traversa. 58esimo, ancora un tentativo da calcio da fermo, stavolta è Loria che sventaglia dentro, Smiroldo cerca un'acrobazia incredibile, sfiora l'incrocio dei pali a un passo, a centimetri dal pareggio la Ionica al 58esimo, quando attacca Calabrese sull'out mancino, ancora Calabrese prova a rientrare, c'è un fallo da parte di Loria, concede il vantaggio De Francesco, sulla sfera si avventa Bartuccio, ancora Bartuccio prova a rallentare, va alla conclusione, sfiora il palo dell'estremo difensore Garzia, un buon momento per il Terme. Qui Loria butta giù un avversario probabilmente in maniera ma sull'azione interviene un altro che ne è entrati, e Grifo, ancora Grifo che va al tentativo, ma Garzia si deve superare per evitare il gol del 2-0 delle Terme. Abbiamo visto nel nostro rallenti anche la presunta irregolarità da parte di Loria, poco dopo sarà costretto però il direttore di gara De Francesco a sanzionare con il cartellino rosso questo headshot da parte di Martinez sul malcapitato Grifo. Espulsione, resta in 10 la Ionica da qui alla fine, sicuramente pesante l'assenza di Martinez a centrocampo, ma cambia Mister Moschella con l'ingresso di Dadone al posto di La Forgia. Riconquista la sfera qui Gianluca Gazzè, ancora Gazzè si invola in area di rigore, viene steso da Grifo. Secondo il direttore di gara De Francesco non c'è nulla e anche il nostro rallenti va a dare ragione all'arbitro della gara.
Si lamenta un po' Gazzè, entra Puglisi, fuori Manuli, poco dopo ancora cambi per mister Moschella con Uscenti al posto di Smiroldo. Prova a sbilanciarsi in avanti la Ionica, che avrà un calcio punizione per provarci ancora una volta a cercare il gol del pareggio. Loria sistema il pallone, mette sul secondo palo e Rasimenko non riesce ad arrivare sulla sfera del compagno. Minuto 87, Puglisi cerca sulla destra Loria, ancora Loria, prova a mettere dentro Triglio, probabilmente con il braccio totalmente attaccato al corpo, nemmeno in area di rigore. Moschella protesta in maniera sicuramente rabbiosa nei confronti del direttore di gara. De Francesco lo manda anticipatamente sotto la doccia, espulso anche l'allenatore. Quando ci sono 5 minuti di recupero si riproietta in avanti intermediatore in contropiede, Bartuccio dentro per Calabrese che va a scartare Loria. Calabrese prova con questo destro ma manda il pallone sul fondo. Poco dopo titoli di coda infatti anche sul match, finisce 1-0 lo stadio comunale Italia 90 per il Terme Vigliatore, che vince per 1-0 contro la Ionica grazie al gol del subentrato Maisano. Va a quota 29 punti il Terme Vigliatore, resta invece a quota 18 la Ionica. Un cordiale saluto amici della Wisport, Antonio Caroe che vi rimanda come sempre alla prossima.